Allora, adesso è la volta di una pagina importantissima e attesa, perché sapete che Festival Show è stato caratterizzato da una gara di 15 giovani cantanti provenienti da tutta Italia. Li abbiamo selezionati attentamente nei mesi scorsi e adesso, prima di chiamarli in scena, però è arrivato un altro momento importante che so che tutta la città di Verona lo apprezza, lo stima. Lui ci ha concesso Piazza Bra, noi siamo convinti di aver soddisfatto le sue attese e aspettative. Signore e signori, il sindaco di Verona Flavio Tosi. Flavio, ben arrivato. Grazie. Grazie. Allora io ricordo che della musica, insomma, glielo rifacciamo un altro applauso forte. Deve essere orgoglioso, sindaco. Guarda che piazza. Allora, ci siamo incontrati per la prima volta l'anno scorso in piazza San Zeno, quando abbiamo fatto una tappa del tour, e già lì Flavio Tosi ho visto che aveva colto l'energia, la passione e in fondo anche il briciolo di competenza e di professionalità che ci mettiamo nel portare in giro questa manifestazione. Alla conferenza stampa che abbiamo tenuto qui in municipio, alle nostre spalle, una decina di giorni fa, lui ha detto che ci ha concesso molto volentieri Piazza Bra e noi abbiamo ricambiato questa disponibilità del Comune di Verona portandola finalissima del nostro tour, e spero che il sindaco sia contento e apprezzi lo spettacolo. Sì, buonasera a tutti, ciao a tutti. Troppo buoni. Adesso canto così non applaudite più, scherzo. No, io invece devo dire che sono emozionato, siccome amo la mia città e amo i miei concittadini, e quindi trovarsi con una Piazza Bra così, posso solo ringraziare i cittadini veronesi per il loro affetto. Ringrazio voi perché una serata fantastica, appunto ci siamo detti l'anno scorso in piazza San Zeno, l'anno prossimo Piazza Bra, avevamo ragione. Grazie veramente di cuore a tutti. Grazie. Allora, so che il sindaco non è venuto qui a mani vuote perché ha portato per la nostra presentatrice un omaggio floreale. Grazie. Che pregherei di fare entrare in scena, così come anche un vero gentleman, grazie. Eccolo qua, Flavio Tosi. Grazie. Che consegna a Matilde Brandi i fiori in ricordo di questa serata. Abbiamo anche dei libri, prego, per Roberto Zanella, il titolare delle radio, e anche per il nostro direttore commerciale Mariano Sannito, che ha seguito con cura e attenzione dove sono? Il nostro tour. Roberto, Mariano, venite. Saranno intasati un po' nel nostro backstage. Eccoli. Vieni Mariano, ecco Mariano e Roberto, da parte di Flavio Tosi, un ricordo di questa serata. Eccolo qua. Grazie anche a Ornella Bigi e a Loredano Bertaiola. Approfitto, sindaco, per ringraziare i vostri operatori che ci hanno seguito per la preparazione di questa manifestazione. Ecco, poi lui non può annunciare un omaggio a se stesso, quindi il libro va anche a Paolo Baruzzo, che ripeto ringrazio ancora per la splendida collaborazione, e arrivederci l'anno prossimo ovviamente. Grazie. Un ottimo libro su Verona. Bello. Mondo non v'è fuori da queste mura. Grazie, grazie. Lo appoggio qua momentaneamente perché adesso il sindaco è con noi per un momento importantissimo. Sì. Intanto Flavio Tosi, anche noi abbiamo pensato a lei con un omaggio. Eccolo qua da parte di tutto lo staff di Festival Show. Se magari vuole lasciarlo, dopo lo ritira. Ecco, se ragazzi, lo prendete dopo voi, sì, ve lo ridate. Allora, siamo arrivati Paolo, sì, alle premiazioni dei giovani, che io chiamerei tutti fuori, tutti in scena, sì, tutti sul giovani, palcoscenico. 15 ragazzi in gara, tutti sul palcoscenico, grazie. Tutti bravi, uno più bravo dell'altro. Bravissimi.
Sono stati straordinari. Provengono da tutta Italia, li abbiamo selezionati noi di Radio Birichina, Radio Belle Monella nei mesi scorsi e hanno seguito con le loro canzoni il nostro tour durante tutta l'estate e adesso noi siamo qua per premiare alcuni di loro che sono quelli che hanno ricevuto più telefonate durante l'estate. Esattamente. Però partiamo da un premio speciale, dal premio della critica che abbiamo voluto dedicare all'indimenticato Ivan Graziani ed è con noi la moglie Anna Graziani. Un applauso al grandissimo Ivan Graziani. Eccola qua, la signora Anna. Signora. Prego. Accompagnata da Roberto, vieni Roberto. Buonasera. Buonasera signora. Buonasera, prego. Vieni Roberto. Piazza Bra, signora Anna, e anche per lei, guardi che meraviglia. Sono commossa, mai vista tanta gente, bellissimo, grazie. Amplifico, ha detto mai visto tanta gente. Bene, grazie Anna. Allora Paolo. Allora, vai. premio della critica che Anna Graziani, in memoria di Ivan, consegna ai Toro Meccanica. Toro Meccanica. Premio della critica. Ivan Graziani, complimenti ragazzi. Lo so che sono retrogrado. Bravi. Complimenti. Prego ragazzi, fate la vostra passerella. Bravi. Sentiamo la loro canzone sottofondo. Se mi raggiunge Andrea Zanella. Sì. Allora, di dove siete voi, Toro Meccanica? Provincia di Lecce. Provincia di Lecce. Lecce. Di Gallipoli. Siamo di Alezio, precisamente. Di? Alezio, vicino a Gallipoli. È Alezio, un piccolo paese di 3.000 abitanti. Bravissimi, complimenti e Complimenti, grazie ragazzi. per la vostra partecipazione al Festival Show. Possiamo solo fare un piccolo ringraziamento d'obbligo. Prima di tutto al Festival Show, a tutti gli organizzatori che sono stati bravissimi, al direttore artistico, ai tecnici che sono stati bravissimi e disponibilissimi, e al nostro produttore artistico Davide Maggioni e al nostro discografico Maurizio Urginenti della Rusty Records. Grazie a tutti, grazie Verona. Bravi. Il Toro Meccanica, grazie. Andrea Zanella che è il nostro scenografo, eccolo qua, ciao Ecco Andrea. Andrea Zanella consegna però no Andrea, io direi tu premi il secondo classificato Enzo Longobardi qua. Dove Ha Enzo? seguito la selezione dei giovani, eccolo qua, Longobardi, da eccolo. Roma arriva Enzo Longobardi, vieni, premia la terza classificata di quest'anno, eccolo qua, l'annunci tu? Elisa De Carli. Elisa De Carli. Brava Elisa, complimenti. Complimenti Elisa di Rimini? Di Rimini, grazie per essere stata con noi a Festival Show. Complimenti Elisa. Grazie mille, voglio ringraziare tutti, è stato bellissimo, grazie, un bacio. Grazie. Brava. Secondo posto, allora Andrea Zanella lo annuncia lui, il secondo posto. Alla bravissima Maya, seconda classificata. Questi sono tutti voti reali Vai, Maya, ricevuti Prendi tramite l'applauso da Verona. il televoto. È bresciana Maya, bresciana. Ha cantato con noi anche infatti in Piazza Duomo a Brescia quella sera di grande successo. Brava Maya. Complimenti. Tanti voti hai preso, tante telefonate. Sì, diciamo che la mia famiglia mi era vicina e anche tutte le persone che hanno creduto in me. Ringrazio tutti, grazie davvero e alla prossima, grazie.
Siamo al primo posto, siamo proprio sul podio. e facciamo il sindaco. Premio doppio da parte di Roberto Zanella e da parte del sindaco di Verona Flavio Tosi. Annuncia Roberto i vincitori della serata. Jungle. Mi metti la mano là sopra, scusa. La lobby! La lobby! Credo sia per la prima volta che vince un gruppo Festival Show, dico bene? Bravi ragazzi! Complimenti! Andate a ritirare il premio, ecco il sindaco. Abbiamo la targa della città di Verona che consegna il sindaco Flavio Tosi e il trofeo di Festival Show consegnato da Roberto Zanella alla lobby. Sentiamo la Bravi loro. ragazzi, a prendere il vostro applauso. Bravi. Bravi tutti, bravi Adesso tutti. chiediamo di dove sono gli amici della lobby. Hanno preso tantissimi voti, sono stati i più telefonati in questa estate ai nostri centralini. Bravi, meritata vittoria per loro. Allora, di dove siete? Di dove siete? Di Treviso. Siamo di Treviso. Due parole anche noi. Ringraziamo prima di tutto il Festival Show che dà queste possibilità ai giovani ed è una cosa importante. Ringraziamo tutto il pubblico, tutti quelli che ci hanno supportato. Grazie, grazie a tutti di cuore. Bravi. Ragazzi. La targa di Flavio Tosi e il trofeo di Roberto Zanella. Paolo, posso dire una cosa? Io vorrei un applauso adesso veramente per la musica, per tutti quanti i giovani Bravi ragazzi! che da 3 mesi lavorano con noi in tutta Italia, grazie! E un applauso anche allo staff tecnico perché è impeccabile, capitato da Renato, grazie a Renato Neri! Grazie di cuore!